Il grande viaggio insieme Conad fa tappa ad Agrigento alla scoperta della filiera delle arance. La nostra città è la sesta tappa dell'edizione 2019 del Tour, che in 4 anni ha portato l'insegna in 40 città italiane. La 3 giorni siciliana sarà l'occasione per discutere di filiere agroalimentari, nello specifico delle arance, di produzione di valore e di buone pratiche. Gli appuntamenti in città inizieranno giovedì con la gara gastronomica Cuochi di classe, quindi venerdì alle 17 al Teatro Pirandello dialoghi con le meraviglie del nostro paese, la filiera delle arance e i suoi protagonisti. A seguire un concerto con il maestro Peppe Vessicchio. Sabato diverse le iniziative sparse in città, tra la Villa Bonfiglio con momenti sportivi, Piazza Marconi con un cooking show, Piazza Luigi Pirandello con un'esibizione musicale, al Viale della Vittoria con una gara podistica. Stamani presentata l'iniziativa al Palazzo dei Filippini. È un viaggio che si muove lungo una connotazione diversa, che non è solo la promozione di un marchio della distribuzione dei prodotti di largo consumo, ma si muove lungo una logica sociologica che tiene conto delle unità territoriali, ovvero delle province, come fattori di crescita del territorio nazionale. E quindi indagare questi temi, indagare una realtà anche come la nostra, con i suoi punti di forza e anche quelli di debolezza, è stato per noi un mettere insieme da un lato l'esigenza loro di promozione e per noi anche un modo per raccontarci e promuovere anche la nostra territorialità. È doveroso per noi essere presenti oggi ad Agrigento. Negli anni passati abbiamo fatto altre tappe nelle città dell'isola. Siamo stati a Palermo, Trapani, Ragusa, Modica. Quest'anno siamo ad Agrigento perché abbiamo slogan importanti. Persone oltre le cose, il supermercato non è un'isola, per noi non sono slogan, per noi sono modi di portare avanti tutto ciò che è la nostra azienda, il nostro core business. Quindi ci piace incontrare le persone, ascoltarle, divertirci con loro. Quest'anno ad Agrigento con un life motive è ancora più forte perché parleremo della filiera agroalimentare e nello specifico delle arance. Vede, le filiere agroalimentari nei nostri supermercati sono reparti importantissimi, addirittura li chiamiamo reparti di attrazione perché in quei reparti facciamo vedere che cos'è un supermercato in termini di qualità, di percorso di qualità, di tracciabilità dei prodotti, di tutto quello che c'è dietro a un imprenditore agricolo che opera nella nostra regione. Le attenzioni che poniamo credo che non siano seconde a nessuno se parliamo di Conad di Sicilia e di Sicilia, perché operano con noi più di 300 imprenditori e diamo all'isola un ritorno di 130 milioni di acquisti che facciamo presso imprenditori dell'isola. Quindi io credo che sia molto importante toccare questi punti, toccare la filiera agroalimentare, toccare le arance, che voglio dire in Sicilia sono qualcosa veramente di spettacolare, che vanno valorizzate. Conad già negli anni passati ha valorizzato un prodotto che si chiama arancia, l'arancia della Napo. L'abbiamo così tanto valorizzata perché stava scomparendo. Abbiamo messo gli agricoltori nelle condizioni di rilanciare questo prodotto si trova nei nostri supermercati in tutta Italia, si trova nei supermercati anche all'estero, grazie a questo intervento che abbiamo fatto. E poi siamo votati alle eccellenze regionali. Guardi, noi abbiamo una linea di prodotti che si chiama Sapore e dintorni che proprio dà spazio a tutte le eccellenze regionali, dall'agroalimentare a quanto altro possa esistere nei nostri supermercati. Quindi questo è un passo importante, stiamo regalando e ci stiamo regalando insieme alla città dei momenti importanti e questo ci rende orgogliosi perché ancora una volta possiamo dire che il nostro slogan persone oltre le cose ha una valenza ben precisa. Conad è acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti, è un consorzio che è nato nel 1962 e associa 2.300 soci in tutta Italia, dà lavoro a 56.000 addetti con gli oltre 3.000 punti di vendita. Conad è strutturato su 3 livelli. Il primo livello è rappresentato dai soci che sono i proprietari dei punti vendita, poi abbiamo le cooperative che supportano i soci e il consorzio che funge da centrale acquisti. Il socio Conad racchiude anche altre identità, oltre a essere un commerciante è anche imprenditore, è anche un cooperatore e questo è il tratto distintivo di Conad. È un sistema cooperativo complesso che però è sostenuto dal lavoro quotidiano di tantissimi soci
che hanno deciso di mettersi insieme per crescere insieme e soprattutto per valorizzare il territorio in cui operano, perché vogliono investire parte delle risorse che ricevono dalla comunità in tantissime azioni. Una di queste è il Grande Viaggio. Il Grande Viaggio è una manifestazione dove ascoltiamo i bisogni dei nostri clienti, dove valorizziamo le risorse del territorio, ascoltiamo e diamo risposte anche ai bisogni della comunità.